Sono stato io che ho detto perché non facciamo qualcosa per i ragazzi, per i figli di Luciano. E così ci è venuto in mente di chiedere a tutti i DJ moglianesi di fare un DJ set nella piazzetta del teatro. Mogliano per Luciano. Il titolo è già una sintesi di quanto accaduto in questi giorni dopo la tragedia che ha scosso un'intera comunità. La morte di Luciano Aramini, il 55enne che ha perso la vita in sella a una moto, lasciando i figli Jordan e Jarod, 20 e 17 anni, orfani, perché 8 anni fa era toccato a mamma Chiara andarsene per un tumore. Ora, come promesso nei giorni del lutto e del dolore, è tempo di ricordo e di aiuto. Un'idea nata da chi Luciano lo conosceva bene come il DJ e conduttore radiofonico Barry Mason. Un'idea che da goccia è diventata un mare dopo essere stata condivisa nel gruppo Facebook 6 di Mogliano Se. Mercoledì 26 luglio in Piazzetta Teatro un DJ set con la musica che Luciano amava. Tutto quello che riusciremo a racimolare, tutto quello che riusciremo a raccogliere sarà un segno di solidarietà per Jordan e Jaron Aramini, che sono i figli di Luciano Aramini, che verranno anche loro in console a fare i DJ insieme a tutti gli altri DJ che sono Ivano DJ, Zeus, Remo, Tony Marchesin, poi ci sarò anch'io e poi tutti gli altri che vorranno aggregarsi a questa serata. Perché Ciano, come tutti lo chiamavano, era anche un appassionato DJ nel tempo libero. Faremo un po' di musica nel ricordo di Luciano, che tanto amava gli anni 70-80 e anche la musica caraibica. Un evento organizzato grazie alla volontà di tutti. Il bar che è adiacente alla piazza fornirà incasso e servizio gratis, i DJ, gli altri amici. Ognuno metterà il proprio tassello nel puzzle. Solidarietà, ma stavolta con gioia, per omaggiare l'animo di Luciano. È sempre stato un ragazzo dinamico e ancora, anche dopo tutto quello che gli è capitato, riusciva a incontrare sempre tutti con un bel sorriso, e questa è una cosa che ci mancherà molto di Luciano.